Brescia in tavola, un nuovo appuntamento, ben trovati, siamo in via Gezio Calini, abbiamo avvicinato questo Juinot, il cui nome è? Francesco. Ciao Francesco, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia. Tu Francesco sei studente, immaginiamo? Sì. Ok, ci sono degli interessi, delle passioni oltre allo studio, che quello insomma non è tempo libero ovviamente, ma è dedicato alla cosa giusta da fare. Arrampicata e lavorazione del legno. Arrampicate e lavorazioni del legno, incredibile, insomma sono delle passioni, non, permettimi, non comuni a tanti ragazzi della tua età. No, Forse probabilmente più di quello che penso. sì, facciamo un po' di amici con cui vado ad arrampicare, però non siamo tanti, siamo 5-6. Ma arrampicati in interno o in esterni? Interno durante l'inverno perché vabbè, ovviamente in montagna è inagibile, poi appena si può andiamo in montagna. Ma ci sono quanti sono le opportunità, le possibilità per fare arrampicata indoor, come si dice? A San Zeno, al Prealpino e poi basta, penso. Quindi pareti artificiali ci sono. E in estate, con la bella stagione, ti butti invece su. Maddalena, solitamente Maddalena. Con le dovute precauzioni, ovviamente. Ovvio. E anche con il legno, ovviamente, perché ci rischia di tagliare. Esatto. Ma cose artigianali ne realizzi? Sì, magari uso un po' il pirografo, faccio ad esempio, non so, disegni con il pirografo, faccio taglieri. Vai, ti fai pure la bancarella, li vendi, ci guadagni qualcosa, ti paghi di compleanno. Ma è bello questo, bravo, bene. Senti, con la cucina come te la cavi? Ci sono dei piatti che ti piacciono, che piace mangiare o che ti piace anche cucinare? Mi piace molto cucinare, cucino spesso anche perché i miei genitori sono spesso fuori, per cui devo cucinare io. Lo segnaliamo agli assistenti sociali. No, magari sono al lavoro, quindi devo certo. io. Cosa? Quali sono i piatti che ti escono meglio? Non lo so, faccio un po' di tutto, riso, pasta, minestre. Te la cavi, insomma. Tutto. Te la cavi, bello. E quelli invece che consumi, invece quali ti piace mangiare? Allora, quelli che cucini tu o quello che cucinano gli altri? Anche quello che cucino io. Ho fatto per esempio 2 settimane fa un po' di piatti trentini, me li sono fatti e poi li ho mangiati insieme ai miei amici. E poi, non so... Te la cavi. Allora, invece oggi nella puntata parleremo del risotto con le rane, che è un piatto tipico della zona di Borgo Satollo, della Bassa, ma proprio in questa geolocalizzazione abbastanza precisa, appunto, di Borgo Satollo. Allora, io ora, Francesco, hai detto che ti chiami, vero Francesco? Ti dico gli ingredienti, ma non tutti sono reali, cioè alcuni non c'entrano con queste ricette, devi dire se ci sono o non ci sono. Allora, risotto con le rane. Beh, sì, ok. Cipolla. Sì. Sedano. Sì. Carota. Sì. Zucchine. Sì. No. Aglio. Sì. Prezzemolo. Sì. Concentrato di pomodoro. No. Olio d'oliva. Sì. E olio extravergine, poi vedremo. Burro. No. Sì. Brodo di carne. No. Brodo vegetale. Sì. Riso. Sì. Sale e pepe. Sì. Allora, risotto con le rane sarà il tuo prossimo piatto. Va bene. Da beccare le rane però, Perfetto. Sa fare tutto. Va bene, dai che lo raccontiamo, restate con noi. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Ed eccoci qui un altro appuntamento con Brescia in tavola. Bentrovati a tutti, grazie per essere con noi e grazie anche a Francesco Checco, lo chiameranno Franz o Checco? Checco, ignaro, bravo, Juinot beccato in centro alle prese con gli ingredienti del risotto con le rane. Vabbè, sì. però lui hai capito, fa un sacco di stato cose, bravo. si dà da fare anche in cucina. Tu da ragazzina alla sua età, del nostro Francesco, ovvero... Non me li ricordo neanche. Facevi qualcosa in casa? No, viziata così che entravi, lanciavi le scarpe, c'era chi ti... Mamma mia. Non proprio Figlia così, unica. perché siamo in tre. In tre e mamma che correva appresso a tutti. Tutti che lanciavano. Ma veramente? Sì. Ma in casa non aiutavi un pochetto? Molto poco, devo Non essere fate sincera. come lei, ragazzi, Adesso faccio tutto me. Sai, faccio tutto me. Per forza. Allora, che diciamo del risotto con le rane? Piatto anche questo tipico bresciano di una zona particolare di Brescia, la Bassa, zona Borgo Satollo anche, no? Se non sbaglio, Federica. Di Borgo Satollo. Sì, perché effettivamente nel comune di Borgo Satollo il risotto con le rane e le rane fritte sono stati riconosciuti come prodotti locali tipici con Deco, cioè
denominazione comunale d'origine. Le rane erano un tempo molto abbondanti nelle risorgive e questo piatto era effettivamente una risorsa della cucina contadina locale. Però sì. adesso Avevamo la nostra osteria, la famosa osteria da Clara anni e anni fa. che cucinava il risotto con le rane. Era la specialità di questa osteria, chiamiamola osteria, ristorante, era proprio ma venivano da... Davvero? Ma Ormai non è più aperta? Non c'è no, da tantissimi anni. più. Sì. Non Tu c'è sei di più. quelle parti, se non sbaglio. Io sono di Borgo Satoglio. Ecco, vedi, sai preparare il risotto con le rane? Sì, direi di Davvero? sì. Sì. Ma dove si trovano? Cioè, vabbè, al supermercato penso che trovi. Sì, Ma si trovano, non proprio in tutti i Noi avevamo supermercati. raccontato in una puntata di Centro Anch'io, Sì. speciale C'era una volta, il Sì. Zaparane, te lo ricordi? Sì. Che mi aveva fatto Era quell'attrezzo con bastoni di spuntone Sì. che erano praticamente i cerchioni, erano gli Purtroppo sì. raggi della bicicletta arrugginita. E le rane ancora non si possono più pescare, beccare. No. Qui a Borgo Satollio si sentono, d'estate, soprattutto quando si sta in fuori la campagna. sera, si sentono proprio. Hai voglia, Anche vicino a casa tua? Sì, tantissimo, vicino a casa mia, credimi, tantissimo. Sì. Ogni tanto te ne trovi uno in giardino. Sì. Ma sì, non scherzo. Vabbè, certo, essendo bello. tanti prati così. Va bene, allora cosa Adesso serve andiamo per a il raccontare nostro risotto ricetta. con le rane? Dai, che Allora, serve? per il nostro risotto con le rane dovremo avere chiaramente delle rane. Posso dirti una cosa? Sì. Per me forse è la prima volta che le mi fanno un certo senso, un pochino, Poverine, dai, non le guardare, però sono buonissime, molto saporite. Dai, vediamo. Ci vogliono quindi delle rane, della cipolla, del sedano, una carota, uno spicchio d'aglio, un ciuffetto di prezzemolo e 4-5 cucchiai d'olio d'oliva, 60 grammi di burro circa, non troppo mi raccomando, e del riso arborio e quanto basta, insomma, Certo. di sale e pepe. Risotto senza il riso, che si deve fare? Esatto. Si può fare. Allora, bene. le nostre rane saranno da pulire molto È bene. difficile pulire le rane? Ma non Ce la è farei, difficile. sai, eccole qua. Sì, ce la faresti anche Beh, tu. al massimo quindi si ce la possono anche acquistare già pulite. Sì, Certo. sicuramente, le vendono già Esatto. pulite, quindi va bene così. Quindi dovremo pulirle per bene e le faremo bollire in abbondante acqua con una mezz'oretta circa, con della cipolla, del sedano e una carota e un cucchiaio di sale grosso per fare giusto, uscirà il brodo chiaramente. Poi le scoleremo e le faremo però cuocere, soffriggere più che cuocere in un'altra padella a fuoco dolce con dell'aglio e dell'olio e del prezzemolo. Dovremo chiaramente filtrare il nostro brodo e spolveremo quello che rimane delle rane e lo faremo a piccoli pezzettini. In un altro tegame sovriggeremo l'altra metà di cipolla con del burro e uniremo il riso e qui inizieremo a fare il nostro solito, diciamo, risotto Da qui in poi è con il brodo che abbiamo preparato in precedenza. Esattamente. E alla fine, quando sarà pronto, avremo le nostre coscette soffritte e la polpa di rane a pezzettini e le uniremo e cospargeremo il tutto con un pochino di pepe fresco macinato al momento, che ha ancora un aroma migliore. Hai capito? E questo risotto, ma si sente il nervetti? Come sono ste No, rane? no, Sai no, come le no, mangiate? è- Dipende dalla cottura anche. Sì, sicuramente vanno cotte, ma poi nell'acqua sono molto morbide. Va bene. Non hanno nervo. Noi l'abbiamo preparata e avete visto anche le fasi della nostra ricetta ed il risultato finale. Può essere che a voi esca magari anche meglio rispetto a come Può essere. l'abbiamo preparata noi. Va bene, allora arrivederci con le rane e le ranocchiette alla prossima puntata qui su Teletutto con Brescia in tavola. Ciao! Ma che bontà, piace al sindaco e al sacrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e cos devi, è tutto a posto.